Ben trovati telespettatori di 7 Gold, siete sul canale 15 del Digitale Terrestre e siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito raccontiamo il calcio dilettantistico siciliano dalla Serie D sino ai due gironi interessantissimi quest'anno del campionato di eccellenza. A parlare in questa nostra trasmissione questa settimana mister Lillo Bonfatto, che saluto. Buonasera, grazie per l'invito. Da che storia dobbiamo iniziare? Ma quella recente, quindi... La tua recente dice che insomma hai avuto una bella esperienza a Canicattì che si è conclusa anticipatamente, Sì. ma che comunque rimane un riferimento importante anche della tua carriera. No, assolutamente, io ne ho passato 1 anno e mezzo a Canicattì, fantastico, abbiamo portato dopo 30 anni la Serie D insieme al mio staff, insieme ai ragazzi dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo iniziato bene. Eravamo in linea con i programmi, però la società fa le sue valutazioni, le sue scelte. Io però posso solamente ringraziare questa società che, tra virgolette, mi ha fatto conoscere, però siamo stati bravi a dimostrare il nostro valore. Cosa ti porti nella tua valigia dei ricordi di questa esperienza? C'è un particolare, un momento indimenticabile? La cosa indimenticabile è quando vedere le persone che tu conosci, visto che sei del posto, Certo. dopo tantissimi anni, farli felici da aver vinto un campionato di eccellenza che mancava, come ripeto, da 30 anni, e vedere negli occhi la felicità e anche i pianti di qualche amico d'infanzia. Immagino. Ma adesso sei un po' in giro per vedere un po' di calcio giocato da altri? Sì, cioè è normale, se vogliamo stare sul pezzo dobbiamo sempre muoverci, dobbiamo sempre osservare, dobbiamo sempre guardare, quindi per adesso giriamo tutte le domeniche. Si è giocata una domenica importante per il Calcio Catania, un'altra ennesima vittoria in un campo difficilissimo, quello di Barcellona Pozzo di Gotto, un Catania che insomma, diciamolo pure, già dall'inizio era veramente una spanna superiore a tutti. Ma sì, le aspettative erano queste, sta confermando il proprio valore, ma io sottolineo, lasciando perdere il discorso tecnico perché è una grandissima squadra, il campionato secondo me il Catania già l'ha vinto nella programmazione, sì. Perché è una grande società. Quando ci siamo andati noi col Canicattì ho visto Catania, ho visto la Serie A come è organizzata. Guarda, stiamo guardando proprio in questo istante alcune immagini di quella partita dove il Canicattì, soprattutto nel primo tempo, giocò benissimo. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo preso poi gol, se non ricordo male, all'ultimo secondo. Sì, vai al riposo con un gol di svantaggio, poi, ti spiazza. Ovviamente il valore del Catania è superiore a tutte le altre squadre. Però rimane una bella soddisfazione di aver comunque giocato una partita a viso aperto. No, sì, assolutamente, abbiamo giocato a viso aperto, l'abbiamo preparata così perché è inutile fare barricate col Catania. Condivido questa tua scelta, condivido. Guardiamo subito i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Eccolo qua il tabellino. Locri 1909 batte Castrovillari 1-0, Città di Aciriale Ragusa Calcio 1-1, Cittanova Vibonese Calcio 1-1, pareggio tra FC Lamezia Terme e San Luca. Vittoria del Paternò 2-0 contro la Mariglianese. Real Aversa 1925 batte Santa Maria Cilento 4-1. Pareggio tra Canicattì e Licata Calcio. Vittoria fuori casa del Catania 2-1 contro il Città di Sant'Agata. Ed infine vittoria della San Cadaldese 3-2 contro il Trapani. Lo abbiamo detto, un Catania che ormai vola verso il campionato di Lega Pro. Guardiamo la classifica. Catania 69 punti, 52 per il Locri 1909, 48 Città di Sant'Agata, 41 FC Lamezia Terme, con 40 Licata Calcio, 39 FC Trapani, con 37 San Cataldese, 35 punti per la Vibonese Calcio, 34 per Santa Maria Cilento e Canicattì, 29 San Luca, Ragusa Calcio e Castrovillari, 28 Città di Aciriale, 27 Real Aversa 1925 ed infine Cittanova e Paternò con 24 punti, chiude la classifica la Mariglianese con 17 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 12 di marzo, eccolo qua il tabellino degli incontri: Catania Cittanova, FC Trapani Real Aversa 1925, Licata FC Lamezia Terme, Locri 1909 Paternò, Santa Maria Cilento Castrovillari, Ragusa Calcio San Cataldese, San Luca Città di Aciriale, Mariglianese Città di Sant'Agata ed infine Vibonese Calcio Canicattì.
Partiamo proprio da questo Locri 1909 che continua ancora, insomma, a sperare in un miracolo che probabilmente non avverrà mai, ma rimane un Locri veramente molto interessante. Sì, ovviamente non può superare il Catania, perché lo abbiamo detto prima, il valore del Catania, però il Locri sta facendo veramente una grandissima stagione. Devo essere sincero, pure giocando un buonissimo calcio, ed è una di quelle squadre che mi ha impressionato. È un Locri che comunque conferma che se tu costruisci con dei giovani, i risultati arrivano. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini proprio di questa vittoria, tra l'altro in un campo difficile come quello di Castrovillari. Consideriamo che il giro di ritorno, tutte le trasferte sono insidiose, sono difficili perché ognuno deve raggiungere i propri obiettivi, ma il Locri sta dimostrando con il gioco, con idee, che può ambire a questi playoff e secondo me può fare anche bellissima figura con questi Se playoff. la gioca. Sì, secondo me sì. Se la gioca, anche io sono di questa idea. Il Locri ha dimostrato proprio anche nel corso di questa stagione che la continuità è stata sicuramente una prerogativa Sì, sì. per l'intera stagione. Adesso le immagini sono quelle riguardanti invece del pareggio del Città di Aciriale contro il Ragusa. Attenzione perché ancora è tutto aperto il discorso della griglia play-out. Come vedi la situazione della Città di Aciriale? Allora, sinceramente stanno avendo delle difficoltà, ma credo dovute un po' la considero come il Canicattì, soprattutto all'inizio, perché non hanno una struttura dove poter E giocare. questo è un dramma, da- questo è un dramma. Io ricordo che noi non abbiamo, non abbiamo giocato tra Agrigento e San Cataldo, quindi e c'erano delle difficoltà. Acireale sta secondo me avendo queste difficoltà. Il pareggio secondo me non è servito né all'Acireale né al Ragusa, però è sempre un derby e quindi secondo me ancora la lotta sarà aperta. Ma credo che da 34 punti a scendere ancora È ci tutto sia aperto. tutto aperto. Quindi la sconfitta del Castrovillari, il contemporaneo pareggio tra Città di Aciriale e Ragusa 1-1 ha un po' in un certo senso a questo punto favorito leggermente invece il Paternò. Sì, certo che ha vinto, noi dobbiamo fare tifo ovviamente per le Certo, siciliane, certo. sono contento per la società, per il mister, era una partita fondamentale e quindi ora speriamo che abbia un seguito. Tra l'altro un Paternò che da quando è arrivato Campanella ha letteralmente cambiato anche modo di giocarsela la partita. Sappiamo benissimo quello che è successo nell'incontro contro il Calcio Catania, dove un primo tempo alla grande ha permesso veramente, insomma, alla squadra di Campanella di convincere gli altri che ancora effettivamente questo Paternò se la gioca. Non ci dobbiamo dimenticare quello che ha fatto il mister Campanella l'anno scorso con la Infatti a San San Cataldo. Cataldo. E quindi ovviamente sta dando una marcia in più, ho visto la partita, il primo tempo è stato veramente, hanno fatto un grandissimo primo tempo. Io spero che con tutto il cuore che Paternò riesca a tirarsi su, ci sta mettendo veramente le giuste motivazioni per... Potrebbe farcela. Secondo me sì, secondo me sì. Parliamo invece adesso di questo Canicattì che insomma è un po' cambiato negli ultimi incontri, no? L'arrivo di Pitatella ha portato forse, chissà, nuovo entusiasmo, qualche risultato positivo è arrivato, si sono tirati fuori dalla griglia pericolante, hanno per qualche settimana anche accarezzato il sogno playoff, un po' esagerato come sogno, però è anche vero che in quel momento poteva anche pure È giusto starci. sognare. È vero. Contro un Licata che invece da qualche settimana un po' zoppica. Allora, il Canicattì molto probabilmente molto entusiasmo, sono ritornati, come dicevo prima, a giocare nel proprio campo dove si allenano, quindi questo già può essere un valore aggiunto. Sinceramente hanno sistemato un po' la squadra per quanto riguarda gli under, che mancava qualcosina, soprattutto 2004, quindi io sono E contento. so che tu ne facevi richiesta, Sì, sì, io ovviamente perché sì. il 2004, diciamolo pure, in Serie D fanno la differenza. Già tutti i junior si fanno la differenza, a maggior ragione una squadra che nel 2004 avevamo qualche difficoltà, però i ragazzi che avevo a disposizione erano ragazzi che si mettevano lì a lavorare, però ovviamente per una matricola... Il tasso tecnico è sì, fondamentale. il tasso tecnico è fondamentale, è molto importante, però si è tirata su, sta facendo dei risultati, ha fatto quelle 3 o 4 vittorie consecutive, anche fuori casa, in campi difficili,
dove ha permesso di riprendersi e stare su. Ora sta vivendo un momento particolare. Ci può anche Ci stare, può no? anche stare, è normale, perché, ripeto, la Serie D è un campionato tosto, è un campionato difficile, però sono sicuro che riusciranno ad ottenere la salvezza, perché nel proprio campo si possono fare grandi cose. Guardiamoci il servizio, proprio il pareggio tra Canicattì e Licata. Risultato finale 0-0. Si parte col film del primo tempo dopo 8 minuti di gioco. Pino manda Ouattara in velocità. L'attaccante riesce a superare il difensore. Va alla conclusione troppo precipitosa tra le braccia di Scuffia. Minuto 9. Tenta la fortuna Di Mercurio col mancino che sorvola nettamente la porta. Minuto 24. Azione sulla sinistra da parte del Licata. Pino trova Ouattara. Il pallone infatti in mezzo. Ouattara prova a girarsi, invece no. Lo scarico all'indietro per la conclusione che viene allontanata. Minuto 27. Locali vicini al vantaggio con Gueye che scambia con Cardinale. Di prima gliela ridà Chris Gueye dall'interno dell'area piccola, calcia addosso a Valenti che festeggia così le 100 presenze con la maglia licatese. Rivediamo al replay come chiuda lo specchio all'attaccante biancorosso. 40esimo, Di Mercurio passa in mezzo a due avversari, ancora Di Mercurio ne ha un terzo, riesce a scartarlo, pallone illuminante per Licciardello che mette il cross dentro, allontanato dalla difesa delicata. Termina così il primo tempo a Ravanusa, 0-0 tra Canicattì e Licata, dove i primi 45 minuti poche le occasioni davvero importanti per segnare ai punti. Di fatto lo 0-0 ci sta. Partiamo con il film della ripresa. Al 52esimo Tedesco mette il pallone per Gueye a sinistra, sale ancora Tedesco, viene riservito da Gueye, Canicattì pericoloso, Valenti chiude tutto a un passo dal vantaggio. La formazione padrone di casa. 59esimo errore in uscita del Canicattì. Rotulo recupera, crossa su Ouattara, respinge Scuffia. Minuto 67, ancora Rotulo protagonista, mette per Minagori che lascia poi la corsa a Pino sull'out mancino. Pino 1 contro 1 con l'avversario, cerca spazio, lo trova su Minagori che calcia alle stelle. Termina così allora la gara. Prima un calcio di punizione da parte del Canicattì senza esito. Gueye sopra la traversa, si dividono la posta in palio Canicattì e Licata nella 26esima giornata. Lillo, ma questo FC Lamezia Terme, secondo te è veramente la più grossa delusione della stagione? Ma per i programmi che aveva la società, forse sì, molto probabilmente sì, ha avuto delle difficoltà, ha cambiato allenatore, però sinceramente non ho visto questo cambio. È una squadra blasonata. Blasonata, tra l'altro con un seguito considerevole. Un seguito considerevole, ma soprattutto una società che vuole fare grandi cose. Viene anche l'anno scorso, aveva una grandissima squadra, una grandissima organizzazione, però sta avendo delle difficoltà, anche se non erro è in semifinale di Coppa. Di Coppa, sì. Quindi può essere che questa Coppa può levare delle energie mentali e quindi possono lasciare qualche punto, visto che si sa che non si può andare dietro il Catania. A proposito, anche la Vibonese Calcio potrebbe essere catalogata un po' come la delusione della stagione. Sì, anche la Vibonese è partita con altri obiettivi e questa sta avendo veramente delle difficoltà, però mi è piaciuto quello che ha fatto la società, è stata vicino al loro mister, Sì, mister Modica. Il gruppo è stato vicino al mister, quindi credo che non avrà problemi a tirarsi su e forse può raggiungere i playoff, anche se credo che le squadre che ha su Sì. hanno qualcosa in più. Hanno qualcosa in più e probabilmente si è perso un po' quella grinta necessaria per aggrapparsi alla griglia appunto dei playoff. Sì, no? sai, nel calcio purtroppo non fai risultato e quindi pian pianino poi sì. demordi. Secondo me hanno bisogno di una vittoria. Hanno bisogno di una quindi vittoria, per sì. ricominciare il loro percorso. Tra l'altro sottolineiamo che per quanto riguarda la griglia play-out, il Real Aversa vince una partita certamente non facile contro il Santa Maria Cilento, che ricordiamo è l'unica società che ha battuto il calcio Catania. Ha questa fama di aver battuto il Catania, non era facile. È vero. Sì, il Real Aversa ha fatto un girone di andata importante, devo essere sincero. Poi so che ha dei problemi societari per quanto riguarda sempre stadio e mi dispiace
parlare di queste cose per squadre di Serie D, non avere strutture o andare in altri posti, perché non è facile fare campionati senza uno stato proprio. Quindi molto probabilmente anche questo può influire. Può influire. Positiva invece la stagione a questo punto della San Cataldese, che batte un Trapani certamente in fase positiva da un paio di settimane, soprattutto dopo il ritorno di Alfio Torrisi. Guardiamoci il servizio, vittoria appunto della San Cataldese contro l'FC Trapani. Il risultato finale è stato di 3-2 per la squadra nissena. Bentrovati allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, giornata numero 26 nel campionato di Serie D, girone meridionale. Quello la San Cataldese ospita il Trapani nell'ultimo turno, verde amaranto, sconfitti 2-0 dalla Polisportiva Santa Maria. Trapani reduce dal pari per 1-1 contro la Cireale. Fischia il signor Giorgio Dagnillo della sezione di Vasto, assistenti Alberto Fiore di Messina e Franz Joseph Grasso di Acireale. Si parte col film del primo tempo, prima occasione al 10° imbucata di Bonanno per Deiana, gran risposta di Summa, 15°, lancio in profondità di Romizzi per Catania. Il tentativo viene respinto a Dolenti in calcio d'angolo dal corner che ne segue, sfera messa dentro per De Pace che di poco non trova il bersaglio grosso. 18°, punizione di Zerbo, il pallone colpisce la traversa San Cataldese che sfiora il gol del vantaggio. Bellissima l'esecuzione del numero 10. 22°, colpo di testa di Deiana, il secondo di Bonanno. 1-0 San Cataldese, il vantaggio meritato dei verde amaranto sul Trapani. 28°, angolo di Zerbo, arriva D'Agata, la zampata del raddoppio, ancora San Cataldese. Colpo di testa vincente alle spalle del portiere. 36°, mancino di Pipitone, risponde Dolenti in grande stile. Minuto 41, attenzione al Trapani, cross messo sul secondo palo per Mascari, colpo di testa che accorcia le distanze. La formazione di mister Torrisi c'è e come. Termina così il primo tempo al Valentino Mazzola di San Cataldo. San Cataldese 2, Trapani 1. Passiamo alla firma della ripresa, minuto 47, San Cataldese che spinge, Zerbo apre a sinistra su Cudrona, cross sul secondo palo per Bonanno. Summa è super, riesce a deviare grazie anche alla deviazione del palo, tiene a galla il Trapani. Triplo cambio nella San Cataldese, entrano Pizzi, Garzia e Tuccio per Rechichi, Cudrona e Deiana. 67°, corner del Trapani messo dentro per Musso, viene cinturato da Pizzi, calcio di rigore. L'occasione del pareggio del Trapani sul destro di Alessandro Cangemi che non sbaglia. Dolenti va da una parte, il pallone dall'altra, il Trapani è vivo ancora. 75°, Calabrese per Opizzi che si addormenta, favorendo l'inserimento di Catania. Parata plastica in presa bassa di Dolenti. 77°, gran palla di Zerbo, l'inserimento di D'Agata, la doppietta che non ti aspetti, la San Cataldese avanti. Pazzo il match del Valentino Mazzola che si conclude dopo l'ingresso in campo di Brumat per Calabrese. Esplode la festa, la San Cataldese piega per 3-2, un redivivo Trapani, gol e spettacolo. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. San Cataldese a questo punto rivelazione, sei d'accordo? Sì, da quando hanno cambiato allenatore mister Infantino ha portato serenità, ha portato punti importanti, stanno facendo anche attraverso prestazioni, devo essere sincero, devo sottolineare che ha uno staff importante, quindi stanno facendo un ottimo lavoro. Voltiamo pagina, per chiudere parliamo di questo calcio Catania, di questo Catania che ancora una volta ha dimostrato grande forza atletica, grande forza tecnica. Si lavora già secondo me per il prossimo anno. Ma secondo me il Catania già all'inizio dell'anno lavorava per il prossimo campionato. È vero. Perché secondo me in questa categoria, ripeto, non c'entra niente il Catania come struttura, come società, come organizzazione e come città. Quindi sono contento perché dobbiamo essere tutti contenti che una società così importante si tiri fuori subito da queste categorie. E si tiri fuori subito in questa maniera, sì, no? sì. Dimostrando di avere idee ed organizzazione. Valore assoluto, organizzazione, l'ho detto prima, societaria, organizzazione tecnica. Faccio un complimento al mister
perché Gestire quello spogliatoio non è gestire facile, quella squadra composta da grandissimi campioni per queste categorie e non solo per queste categorie, credo che non sia facile, quindi sta facendo un ottimo lavoro e dobbiamo essere tutti contenti. Complimenti anche comunque alla città di Sant'Agata, no? Un primo tempo che ha ingabbiato il Catania, poi nel secondo tempo il cambio di alcuni giocatori fondamentale per la categoria ha permesso alla squadra di Ferraro di battere comunque una bella realtà che Vanzetto ha costruito settimana dopo settimana. Io in questi giorni, devo essere sincero, mi sono sentito con un dirigente del Sant'Agata, gli ho fatto veramente i complimenti. Sì, hai fatto bene. Perché dà l'impressione di una piccola realtà, però con una grandissima organizzazione societaria. Quest'anno stanno facendo qualcosa di straordinario, non dobbiamo dimenticare quello che hanno fatto l'anno scorso. Sì, quindi con Giampaolo hanno fatto un grandissimo lavoro, è vero. Un proseguo, c'è una grandissima organizzazione, hanno una buonissima squadra, devo essere sincero, da centrocampo a salire a un'ottima squadra, ha tantissima qualità. E quindi ieri è stata una partita difficile per il Catania, però poi la rosa del Catania fa la differenza. Fa la differenza. Guardiamoci subito gli highlights con le relative interviste post partita. Un primo tempo di studio, poi quando il ritmo si è un po' abbassato, abbiamo accelerato un po' di più, abbiamo fatto 2 gol per fare quei gol in più. Però era una partita che loro li ho visti, faccio i complimenti a Vanzetto perché sta facendo proprio un grosso lavoro qui con giocatori di qualità. Però ancora una volta il Catania vuole dare l'impronta a questo campionato di quanto è forte e quanto ci tiene a raggiungere questo obiettivo. Faccio i complimenti ai ragazzi e al gruppo perché solo con queste prestazioni possiamo fare gioire i nostri tifosi, la società e una settimana in meno per questo successo che prima arriva e possiamo festeggiare più tranquillamente. Un Catania che fa una vittoria importante però contro una squadra difficile da affrontare. Per questo faccio i complimenti davvero ai ragazzi, al gruppo. La dedichiamo ai nostri tifosi che ancora una volta ci hanno incitato la lista alla fine e poi il presidente che è venuto qui a trovarci, allora bisogna più prestazioni, più vittorie, più soddisfazioni ci diamo e sicuramente il lavoro che stiamo facendo dal 4 agosto sta portando i propri frutti. Secondo me anche il Catania che arriva all'ultima giornata di campionato, la penultima, anche se ha vinto il campionato, mica può andare in campo perché penso che il Catania ti pensa sempre a vincere. Per questo quando dico il fatto della classifica non è un fatto scaramantico, perché nelle eliminazioni di Coppa Italia, quando io ho messo qua a Catania, da quella eliminazione di Coppa Italia, di quanto era difficile la piazza di Catania e che non ti permette di sbagliare niente. Per questo dobbiamo vincere, bisogna giocare bene, bisogna far ruotare i giocatori, bisogna farsi sentire importanti, questa è la città di Catania giustamente per il passato, questo con la società e noi dobbiamo essere bravi a comportarci in questa maniera qua. Noi allenatori siamo giocati al risultato, è quello che facciamo, per questo però a volte ci sono anche gli allenatori possono avere delle idee, possono fare degli errori e quando qualche volta abbiamo commesso qualche errore io con lo staff bisogna anche saperla gestire per i 17 punti di vantaggio che abbiamo. Un grande risultato su un campo difficile con una squadra che stava veramente in forma, quindi ha dato per l'ennesima volta dimostrazione che squadra siamo e che veramente questo campionato lo stiamo uccidendo. Sono contento che sto segnando di più, quello sì, anche perché come ho sempre detto noi attaccanti viviamo per il gol, quindi ora il gol arriva più frequentemente, quindi questa è la cosa più importante. Ripeto, ma comunque davanti siamo così tanti giocatori con grande qualità e quindi comunque tante volte non è neanche facile magari segnare o magari giocare tanto, però alla fine quando c'è l'occasione bisogna sfruttarle, quindi bisogna concretizzare il più possibile. Quando vengono i gol, quando soprattutto viene la prestazione, vengono i gol, si parla di altre cose, quindi è normale che ora a livello anche mentale sono anche più libero perché comunque il gol, io vivo per il gol ogni domenica, quindi quando segni l'attaccante è anche un po' più libero, cambia un po' tutto il mood della settimana, di come ti alleni, dell'approccio alla partita, prendi più consapevolezza in te stesso, quindi è uno step by step, no? Quindi che ho fatto. Poi io ho sempre comunque lavorato, giorno dopo giorno, anche nei momenti che comunque le cose non venivano, quindi è sempre stata la mia forza non abbattermi mai e poi adesso sono contento che i risultati si stanno vedendo, no?
però non voglio fermarmi perché comunque sarebbe un grave errore, quindi devo continuare così e basta. Un'ottima squadra, però noi abbiamo saputo soffrire, e abbiamo tenuto botta, poi l'abbiamo sbloccata, abbiamo portato a casa questa vittoria, diciamo, fondamentale, l'ennesima botta al campionato. Sono contento che abbiamo segnato, continuiamo a segnare davanti, così vuol dire che l'attacco il lavoro sta dando i suoi frutti. Esulto sempre con i nostri tifosi, come tutti i miei compagni, perché loro ci hanno sempre supportato. Adesso, quando ero qua 3 anni fa, poi è ovvio, ripeto, hanno criticato Ronaldo, hanno dubbi su tutti, quindi è giusto che la gente abbia anche dubbi su di me o su qualcun altro. Io non ho problemi, ho le spalle grosse, so quanto lavoro, so cosa do alla squadra e cosa do alla maglia, questa è la mia risposta. Poi è ovvio che il gol è l'ennesima risposta, ma che do a me stesso. Sono contento di essere utile alla causa e questa è la cosa più importante, poi il resto a me non interessa. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Complimenti dunque alla Catania, una vittoria che permette ormai quasi di abbracciare questa Lega Pro, una Lega Pro che la prossima stagione sarà certamente importante, le idee non mancano e sono sicuro che la piazza sarà contenta di competere anche la prossima stagione. No, sicuramente ha tutte le basi per fare anche un grandissimo campionato in Serie C, in Lega Pro. Ripeto, è una squadra che non c'entra niente con questa categoria, ma quello che mi dà veramente mi dà fiducia da siciliano è vedere questa società che vuole ambire a cose importanti. Sono dei punti fondamentali, è un bel progetto, vedremo cosa succederà. Adesso ci fermiamo, c'è lo spazio pubblicitario, rientreremo per parlare dei 2 gironi del campionato di eccellenza insieme a Mister Bonfatto. A tra poco.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Donne, Eccoci rientrati, siete con Penalty, ovvero tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Abbiamo dedicato la prima parte della nostra trasmissione al campionato di Serie D, adesso parliamo di eccellenza e lo facciamo subito iniziando a parlare del Girone A. Si è giocata la nona giornata di ritorno, guardiamo subito i risultati. Profavara batte Parmonval 2-0, Akragas 2018 batte Mazzarese.2 2-0. Vittoria fuori casa del Nuova Città di Gela 1-0 contro il Casteldaccia, Don Carlo Misilmeri batte Leonfortese 5-1 e Nacalcio batte Mazzara Calcio 4-0. Cus Palermo batte Nissa FC 3-2 ed infine Castellammare batte Oratorio San Cile e San Giorgio 2-0 e Resuttana San Lorenzo vincente a Sciacca contro l'Unitas Sciacca per 1-0. È tutto aperto dunque nel girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica dove troviamo in testa Enna Calcio ed Akragas 2018 con 58 punti, 51 per il Profavara, con 47 Don Carlo Misilmeri, 41 per Mazzarese.2, 39 punti per il Mazzara Calcio, 38 per l'Unitas Sciacca, con 28 punti Casteldaccia e Nis FC, 25 per Oratorio San Cile e San Giorgio e Leonfortese, 24 per il Castellammare, 22 Nuova Città di Gela, con 20 punti Resuttana San Lorenzo, 19 per il Cus Palermo, chiude la classifica la Parmonval con 8 punti. Sarà veramente un terno all'otto. A questo punto che cosa succederà in questo girone A? Sarà soltanto lo scontro diretto a decidere il risultato finale? Ma secondo me sì, perché stanno avendo un ruolino di marcia importante. L'Agras sinceramente ha avuto un calo che nel calcio ci può stare e quindi aveva dei punti di vantaggio sull'Enna, però poi l'Enna è stata brava. La continuità dell'Enna sì, è stata sinceramente ho visto fondamentale. giocare Enna con Agragas, devo essere sincero, l'Enna mi è piaciuta tantissimo. L'Agragas ha una rosa importante, ha avuto quelle difficoltà che dicevo prima, però sto notando che si sta riprendendo e quindi credo che lo scontro diretto sarà quello decisivo. Guardiamoci gli highlights con le interviste post partita proprio della vittoria dell'Akragas 2-0 contro la Mazzarese.2. Una prova incoraggiante, una prova come hai detto tu di carattere. L'atteggiamento da un paio di partite è quello giusto, l'atteggiamento è quello di una squadra che non vuole mollare mai, che vuole raggiungere un obiettivo che si è prefissato all'inizio dell'anno. Era una partita difficile, lo sapevamo che la Mazzarese sarebbe stato un osso duro e così è stato. Abbiamo sofferto parte del secondo tempo quando loro cercavano assolutamente di raggiungere il pareggio, poi
raddoppiato il risultato, diciamo che abbiamo gestito bene. E le partite cominciano a essere sempre meno. Sabato ci aspetta un osso duro, conosco bene quel campo, conosco bene quell'ambiente, so benissimo che cercheranno in tutte le maniere di fare risultato per raggiungere la salvezza. Sì, sicuramente la presenza del Presidente tutta la settimana ci ha dato anche ancora quell'input in più per dare ancora di più il massimo. Ma penso che sia un lavoro d'equipe, ringrazio lo staff sanitario che è riuscito a darmi barriera all'ultimo minuto. Sono convinto che lavorando d'equipe poi i risultati possono arrivare bene. L'Eurogol di Garufo ci ha comunque spezzato le gambe. Abbiamo impostato una partita dal punto di vista delle ripartenze, sulla velocità, sfruttando i nostri esterni. Poi diciamo, questo fulmine a ciel sereno ha spalancato diciamo, il campo all'Agragas, a noi ci ha fatto entrare in una salita abbastanza difficoltosa da scalare. Siamo una squadra molto giovane, 4 under in campo, ragazzi che l'anno scorso non hanno mai giocato, quest'anno si ritrovano comunque titolari. La Mazzarese è una società che punta molto sui giovani e penso che l'ha dimostrato, punta anche a fare i play-off, questo qua lo voglio sottolineare perché comunque tuttora ha fatto 2 operazioni di mercato in entrata, ha preso Consiglio, ha preso Treppiedi, quindi comunque è una società che ambisce a fare playoff, quindi chiaramente oggi veniamo qui per cercare di fare più punti possibili. Da tanto non si vede un campionato forse così equilibrato in testa. Chiaramente entrambe le squadre hanno dei punti di forza e dei punti deboli, ci sarà la bagarre io penso fino all'ultima giornata. Cerca di guai. Tra l'altro un Enna che va a vincere in un campo difficile come quello di Mazzara, un 4-0 pesante, importantissimo. Sì, Mazzara ha dei giovani interessanti, è una squadra che soprattutto in casa riesce a fare punti, però l'Enna è andata lì dopo un primo tempo equilibrato, anche che è passato in vantaggio, poi il secondo tempo ha dilagato, poteva fare anche altri gol. L'Enna ha dei giocatori che in questa categoria secondo me c'entrano poco, perché hanno tantissima qualità. E poi c'è l'esperienza di Pippo Strano, sì, no? L'esperienza del mister che fa tanto, è uno che ha vinto sempre. Ha vinto sempre, è vero. Dove è stato ha vinto sempre, quindi quando uno vince significa che ha le idee abbastanza chiare per portare questa squadra, questa città, questo blasone il più in alto possibile. Tra l'altro un Enna che ha voglia proprio di ritornare anche non soltanto in Serie D, ma nel calcio che conta. Si parla appunto di progetti legati anche ad un possibile importante passo anche alla prossima stagione in proiezione Lega Pro. Sì, ripeto, già l'anno scorso mi davano un'impressione di una società organizzata, lo sta dimostrando, è una società che è brava nella programmazione, negli anni è stata brava e ogni anno a mettere quel tassello in più che ti permette di arrivare dove si trova adesso. Ripeto, sarà uno scontro fino all'ultima giornata, credo fino a quando le 2 squadre Enna e Agras si affronteranno ad Agrigento. Fino a lì secondo me saranno a pari punti e sarà un campionato avvincente e molto interessante. Senti, per chiudere questo girone A del campionato d'eccellenza, un pronostico secco per te. Secondo te chi vince tra Enna e Akragas? Credo Enna. Che cattiva domanda che ti ho fatto. Una domanda, facciamo così, che vince l'Enna il campionato, però l'Agras vince i playoff, visto che l'anno scorso non li ha vinti, sì, li vince quest'anno. Però sai benissimo che i playoff sono sempre un terno al lotto, no? La stessa Akragas ne sa qualche cosa. Va bene, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, in attesa appunto di questo grande scontro che ci sarà ad Agrigento tra un paio di settimane. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone B. Anche qui si è giocata la 9ª giornata di ritorno, guardiamo subito i risultati. Nebros batte Città di Comiso 1-0, Città di Taormina batte Città di Acicatena 1-0, pareggio tra Leonzio 1909 e Santa Croce 1-1 il risultato finale, così come è finita 1-1 anche la partita tra Mazzarone Calcio e Nuova Igea Virtus. Milazzo Ionic FC 1-1, Modica Calcio batte Rocca Acquedolcese 1-0, Siracusa Calcio batte SC Palazzolo 3-0 ed infine Real Siracusa Belvedere batte Virtus Ispica 2020 2-0.
Una classifica che attualmente vede in testa il Siracusa, al secondo posto la nuova Igea Virtus, ma guarda caso domenica c'è lo scontro diretto a Barcellona Pozzo di Gotto. Guardiamo comunque l'attuale classifica. Al primo posto la squadra di Gaspare Cacciola con 52 punti, con 50 Nuova Igea Virtus, 49 punti Città di Taormina, 42 Leonzio 1909, con 41 il Modica, 37 Nebros, con 36 Real Siracusa Belvedere, 34 Rocca Acquedolcese, 32 Ionica FC, con 29 Mazzarone Calcio, 28 Santa Croce, 26 Città di Comiso e Milazzo, 19 punti SC Palazzolo, 15 punti per il Città di Acicatena, chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con 13 punti. Tutti proiettati verso lo scontro a questo punto di domenica. Sarà veramente una grande partita. Siracusa che attualmente ha superato l'Igea Virtus di 2 punti, pertanto la squadra di Barcellona deve assolutamente vincere per superare la squadra di Gaspare Cacciola e poi vedremo cosa succederà nelle settimane successive. Però intanto il momento più importante della stagione sarà proprio domenica. Sì, domenica è una partita fondamentale per tutte e due. Però voglio sottolineare il campionato che ha fatto il Siracusa, il giro di ritorno da dicembre, Pazzesco. quando ha sistemato la squadra, prendendo gente che è abituata a vincere, questo deve da sottolineare, vedi i vari Privitera, Pettinato, gente che tu conosci bene poi. Conosco benissimo, sa vincere e quindi se non sbaglio hanno racimolato forse 7-8 punti all'Igea Virtus, che è partita giro d'andata importante. Molto probabilmente anche il fatto della Coppa ha levato molta energia. Tra l'altro oggi pomeriggio giocheranno un altro ennesimo incontro importante che probabilmente leva energia alla sicuramente squadra, no? Leverà energia mentali, perché giustamente uno si trova lì e siamo abituati a non mollare, cercare sempre di dare il massimo e cercare di vincere tutte le partite, però a livello mentale può togliere qualcosa. È vero. E domenica c'è questo scontro che può dire tanto. Può dire tanto, certamente il Siracusa ci arriva forse mentalmente più preparato, anche se appunto andrà a giocare a Barcellona Pozzo di Gotto. Per intanto guardiamoci la vittoria netta contro l'SC Palazzolo di domenica. Il Siracusa è la nuova capolista del girone B di eccellenza. Gli azzurri segnano 3 gol al Palazzolo e, approfittando del contemporaneo pari esterno 1-1 della nuova Igea Virtus a Mazzarrone, si prendono in solitaria la vetta della classifica. Una rimontona cominciata a fine novembre con la vittoria sulla Cicatena e proseguita con altri 10 successi e 2 pareggi. Al De Simone, solita partenza sprint della squadra allenata da Cacciola, subito vicino al gol con Ficarrotta, sul cui tiro ravvicinato si oppone Nicotra. Al quarto d'ora grande opportunità per gli ospiti con Sacco che parte sul filo del fuorigioco e da buona posizione calcia con forza, ma trova sulla sua strada un grande genovese che in tuffo devia in angolo. Passano 2 minuti e sull'asse Privitera Fratantonio Maimone arriva l'inzuccata vincente di Archen che festeggia il primo gol in azzurro. 2 minuti dopo è larga la conclusione di Palmisano da fuori aria su assist di Archen. Il Siracusa insiste al 29esimo, Ficarrotta delizia il numeroso pubblico presente con un gol di rara bellezza. Il fantasista prende palla sulla destra, avanza, si libera di un avversario, si accentra e dal limite piazza la sfera sotto l'incrocio dei pali. Il Palazzolo reagisce al 31esimo su angolo da destra, il portiere genovese deve impegnarsi per togliere la sfera dall'angolino alto, anticipando pure il tentativo aereo di Sacco. I padroni di casa però hanno una marcia diversa e l'imprendibile Ficarrotta al 37esimo impegna ancora Nicotra. Al 44esimo ci prova nuovamente tirando sull'esterno della rete. Il tempo si chiude con la traversa colpita da Sacco con una conclusione dalla distanza. Nella ripresa il Siracusa rischia al 23esimo quando Magro, nel tentativo di anticipare Sacco, colpisce il palo a genovese battuto. Il gol del 3-0 arriva al 36esimo, lo realizza Porcaro di testa su cross dal fondo di Privitera. Al 42esimo l'ultima emozione con la traversa timbrata da Montagno. Poi il fischio finale e l'ulteriore esultanza del pubblico di casa per il pari tra Mazzarrone e Nuova Igea Virtus, che regala al Siracusa la vetta solitaria della classifica. Benvenuti da Giada Immobiliare.
La professionalità come punto di partenza. La qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti. Supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Pianeti dispersi per tutti gli uomini così diversi. Donne, amiche di sempre. Non parliamo mai di questo terzo incomodo, però, il Città di Taormina. Parliamone, perché io credo che Coppa, insomma, un mezzo miracolo a Taormina quest'anno l'ha fatto. Sì, ha un'ottima squadra, sta facendo bene. Ovviamente in questo momento, se non sbaglio, si levano 3 punti con il Siracusa, non sono tanti. Ne può approfittare di questo scontro che c'è domenica per raccimolare punti. Credo che sarà un campionato rispetto a quello dell'anno scorso che fino all'ultima giornata se la giocheranno con le squadre. Leggermente favorita dunque il Siracusa, questa nuova Igea che probabilmente tenterà questo doppio cammino, e abbiamo sottolineato che certamente è molto più impegnativo, e dici bene, il Città di Taormina può trovarsi al posto giusto nel momento giusto e quasi all'insaputa di entrambe cercare di trovare una posizione importante. Sì, anche perché è una squadra fatta bene, quindi ne può approfittare. Però ripeto, domenica c'è questo scontro e il Città di Taormina ne può approfittare sicuramente. Ciao Ettore, ciao Gold TV, ciao Penalty. Noi in questo momento stiamo aspettando che inizi la partita, la Coppa dell'Igea. Eppure siamo legati a quello che è stato, ma dobbiamo vivere il momento e soprattutto il dopo. Il dopo è futuro, veloce, perché l'Igea gioca in casa, la Coppa Italia, e poi gioca in casa domenica 12 contro il Siracusa. 4 giorni d'inferno, 4 giorni in cui ci si gioca tutto, su questo non ci sono dubbi. Anche perché nel weekend che è passato l'Igea ha perso colpo, ha perso quel colpo importante, no? Il pari a Mazzarrone, le dichiarazioni di Pasquale, Ferrara, non abbiamo vinto un confronto, un duello. Spesso il calcio non è soltanto duello, il duello è una cosa da moschettieri, il duello è qualcosa che si fa su un ring, no? Wrestling. L'uno contro uno nel calcio non lo puoi vivere in tutti i 90 minuti, deve metterci qualcosa. Non è successo, ne ha approfittato il Siracusa battendo il Palazzolo, che gli ha dato non solo i brividi, ma proprio quelle, sai, le tumbolate che t'arrospigliano, perché 5 occasioni pulite del Palazzolo, un legno, un tentativo di autorete salvato dal loro portiere. E devo dire che fra i migliori in campo in assoluto proprio il genovese del Siracusa. Siracusa ha 2 punti, Gaspare Cacciola ha rimontato 8 punti. Adesso si gode il primato. Primato importante, perché a questo punto le strategie cambiano, è l'Igea che deve andare a morire e soprattutto è il Siracusa che può infierire ancora maledettamente. Non sappiamo come sarà, sappiamo soltanto che è cambiato qualcosa. Non è cambiato niente nel girone di eccellenza, che si incontreranno anche loro, scontro diretto pazzesco questa futura domenica. Igea, Akragas ed Enna. Anche Pippo Strano ha rimontato i suoi 7 punti, oggi sono a pari merito, l'Enna è imbattuta, eppure non si sta scrollando di dosso l'Akragas di Terranova, che ha recuperato mentalmente un po' il default di inizio anno. Come se la giocano? Beh, insomma, io secondo me
per assurdo il pari sarebbe perfetto e diabolico, perché lascerebbe tutte e due l'insana situazione di dover battere l'avversaria in altro modo. In caso di una vittoria dell'una o dell'altra, insomma, cambia tutto. Però non ci voglio arrivare a pensare a cosa potrà essere, perché in fin dei conti dobbiamo vivere ancora questa situazione. Quindi la zona play-out ingarbugliatissima è quella del girone A, perché le vittorie esterne 3 hanno smantellato gli equilibri. Scricchioli, non so adesso se è successo qualcosa o meno, ma la sconfitta interna a Leonfortese non è piaciuta. Non è piaciuta e la Leonfortese è risucchiata nella lotta per non retrocedere. Aveva una slot di bonus e l'ha consumata, adesso se le deve guadagnare Sebbi Catania e i galloni di Guerriero. Quindi nel girone B diciamo che se ne dica, il secondo silenzio stampa del Comiso. Ecco, finisco così. Ciao. Donne. Siamo nella parte conclusiva, allora parliamo invece di nuovo di Lillo Bonfatto, no? Esperienza importantissima a Canicattì, vittoria del campionato d'eccellenza alla grande, fondamentale anche la prima parte della stagione in Serie D, dove comunque tu hai acquisito una certa esperienza, e adesso, voltando pagina, che cosa succederà nel percorso professionale di Lillo Bonfatto? Sicuramente questo anno e mezzo ti porta tanto entusiasmo. Sicuramente aspettiamo la chiamata giusta. È arrivata qualcosa? Sinceramente no, sinceramente no. È un po' prematuro. Mettiamo che è prematuro, aspettiamo un progetto grazioso, un progetto dove ti lasciano lavorare con serenità, come piace lavorare a me, e vediamo che cosa succederà nel futuro. Nel mentre, ovviamente ogni allenatore, ma soprattutto io, perché sono fatto così, cerco di aggiornarmi, cerco di andare a vedere tante partite, tanti allenamenti di allenatori importanti, quindi perché voglio stare sempre sul pezzo. E questa è la nuova prerogativa dell'immagine dell'allenatore, no? L'aggiornamento deve essere continuo, costante, perché poi è proficuo, no? nella propria carriera. Confrontarsi con realtà più importanti aiutano e accrescono chiaramente le esperienze. Senza dubbio, almeno io sono fatto così, cerco sempre di apprendere e farmi tante domande. Perché? Questa domanda secondo me tutti gli allenatori se la dovrebbero fare, quindi è il mio stile di vita, continuo ad aggiornarmi, continuo a studiare perché voglio migliorarmi e voglio crescere. Benissimo, allora un grande in bocca al lupo per tutto quello che verrà nelle prossime situazioni che andrei a vivere da sicuro protagonista. In bocca al lupo a Lillo Bonfatto. Viva il lupo e grazie per l'invito. Alla prossima, allora. Grazie dunque al nostro Lillo Bonfatto. Abbiamo concluso qui la puntata odierna di Penalty, in onda sul canale 15 del Digitale Terrestre. Siamo in onda il mercoledì a partire dalle ore 13. Vi rimando alla prossima settimana, come al solito, per parlare solo di calcio dilettantistico siciliano. Grazie per essere stati con noi. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania.
Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. pianeti dispersi per